Ciao ragazzi, spero che sia in diretta. Spero. E vi chiedo una cortesia prima di iniziare. Se mi riuscite a mandare il link per vedere i commenti, perché io praticamente non so come vedere i commenti, quindi non posso rispondere a nessuna domanda ancora. Se me lo mandate su Facebook, allora praticamente io leggo i commenti e posso rispondere. E, e stasera voglio solo io. Purtroppo sto solo io. E Bull è andato a trovare la fidanzata in Sardegna e quindi non ci sta. E quindi sta in viaggio perché se no sarebbe stato con noi. Forse è meglio così perché ha sbagliato il pronostico domenica e secondo me mi ha fatto affondare una cosa i soldi a tutti quanti. E quindi onde evitare, onde evitare che buffavo le parole, non si è presentato. Allora, voglio, vi chiedo cortesemente questa cosa di inviarmi il link di questo live da YouTube su eccolo qua, il grande Justin De Vivo, che ringrazio, sempre a disposizione, eccolo qua. Ora apro, saluto a tutti quanti e iniziamo. Voglio, oggi mangiato come il work come al solito. Arrivo sempre sotto i 9 e mezzo, sta buffata. Eccolo qua, il link è questo qua. E fra poco mi escono anche i commenti, perché chi la mi fa aspettare sempre un quarto d'ora su computer mica una latrina. Intanto voglio non ci faccio caso, ma stanno musconi in sta maniera che sta guardando in stanza, non so, la riuscirò a metterla su questo muscone. Muscone silenzioso, quelli là bastardi, sai, quelli là che non fanno rumore. Eccoli qua i commenti. Fammi vedere un po' chi ci sta stasera con noi. Voglio, siamo sempre pochini, però non ce ne fotto proprio. Voglio, siamo fra di noi, stiamo meglio. Allora, vabbè, i soliti Giovanni Bosso, Antonio Gambardella, Melania Petrillo, Manu Sabato, Antonio Puca, Francesco Notaro, Salvatore Di Lauro, Rina Chan, questa è nuova, voglio Rina Chan è nuova, Giovanni Saudar, voglio grandissimi, spero che state bene, aspettate un attimo che sento la voce ecco qua. Allora, aspetta, scusatemi un attimo che se sento la voce canzofero, ecco, allora. Stavo dicendo, buonasera Antonio, grandissimo. Allora, io siamo... Chi ci sta più? Fammi vedere se mi scorda a qualcuno che era preciso. Dice che è in salute. Aspetta, la voce mi indirizzo che sto parlando indifferita. Non riesco a fermare. Ma aspetta. Su cazzi di sto video, aspetta. Ecco qua. Spero che si sia stoppato. Sì. Non so se riuscite a vedere questo sfaccino muscolo che sta in stanza me. Ma io scusate a stoppare questo video e sento la mia voce indifferita e magari proprio un poco cacchio. Aspetta. Eh. Mo penso che sta a posto. Allora, fammi salutare chi è? Ah, Demine HD1 che non mi ricordo però tiene questo nome bruttissimo su Facebook, su YouTube che è veramente impronunciabile. Felice Maillo, grande Felice, ti saluto. Miriam, e poi Rina Chan che non so chi è, però sarà una nuova Rina Chan, non so manco se è una femmina, non so manco se è cinese italiana con questo nome così. Ait Oliotto sei un grande, Oliotto forse è Angelo Oliotti, Angelo salutamelo se è lui, Angelo Oliotti che ha fatto un video con lui, ha fatto a parte quello che buscava in uno sketch, poverino, che poi acchiappa veramente una comitata in capo, non scemo compagni. Allora, voglio, eccolo là, a spiegare. Allora, questa puntata di stasera la facciamo così, essendo che sto solo io e quindi non so manco
non saprei cosa dire effettivamente. Mettiamola sulle domande, facciamo delle domande, cioè voi mi date fare qualche domanda, io vi rispondo liberamente a qualunque tipo di domanda. Solo che mi sta scrivendo qualcuno che aspetta, no? Chi è? Ah. No, no, mi state mandando ancora un link di cose, ma io ho risolto il link di YouTube, ho già risolto, ho già risolto. Ho già risolto, vi ringrazio. Allora, allora. Poi stavo dicendo, potete fare qualunque domanda volete, io vi rispondo, chiacchieriamo un poco e ci passiamo una quarantina insieme, sempre si sta facendo mosche, ci fa fa. Poi giusto, una mosca esagerata, Cadino, non lo so, manca a farlo apposta. È trasuto 5 minuti fa. È una uccello, non è una voce. Allora, intanto, secondo me si è bloccata la chat. Si è bloccata la chat perché non mi arriva niente più. Non mi arriva niente più. L'ultimo che ha scritto è stato Salvatore Di Lauro che mi saluta, che io ho salutato anche lui, Salvatore, grandissimo. Eh, si è bloccata la chat. Si è bloccata la chat, secondo me. Provate un attimo a scrivere. Provate un attimo a scrivere a vedere se... perché non ricevo più un messaggio. Niente. Aspetta un attimo. Vabbè, intanto che mi scrivete, che non mi arrivo manco cacchio, vi ricordo sempre quella cosa, ragazzi, che mi fa... Ollo, stanno arrivando. Poi ne arrivano, o ne arrivano proprio, arrivano una redanata che non riesce a leggere. Vabbè, Salvatore mi fa una domanda, la prima domanda è questa qua. Tifi Napoli, Salvatore, penso che sia vero, si sente, non lo so, dalle cose che facciamo, i video, cose, si capisce, no, che tifo Napoli. Ma perché cacchio potevo tifare mai, eh? Antonio Fuca, boh. Una leg proprio sta domanda, invece che una leg. E mi fanno sempre la stessa domanda, ma tu per 20 minuti lo prendesti in culo, vai giù. Yeah. Allora. Cero, fai una parodia che voglio parlare. La sto facendo, voglio, la stiamo facendo, una bella parodia, solo che ci vuole un po' di tempo. Domani stanno le ultime riprese e sta parodia e poi è finita. Solo che poi la mamunta e... no, sto leggendo mamma che la mosca. Voglio sta una mosca che è una cosa, veramente è un aereo. Solo che mo si sarà pure da qualche parte, non la vedo ancora. Ma, eh? Ho fatto la parodia. Stiamo preparando noi domani, finiamo le riprese finalmente. E questa è una cosa che cazzo, è una cosa molto carina. Secondo me sta parodia che cazzo veramente. Vi dico solo una cosa, lo dico solo a voi. Ah no, non vuol dire che è meglio che non ve lo dico, no, vi rovino la sorpresa. Volevo dire di quale canzone era questa parodia, ma è meglio che non ve lo dico. Perché sennò vi rovino la sorpresa. Solo che è una da mosca. Ma fa paura, fa paura, mo si è fermato vicino al mare. Niente. Allora io non vedo... Ah, che parodia è? No, è da mo che tu posso dire, non lo posso dire perché sennò vi rovino la sorpresa. Vi vorrei dire solamente una cosa, vabbè, ma forse la ridi, forse la ridi. Io penso che tutti voi li conoscete i One Direction, no? Quindi noi stiamo facendo una parodia dei One Direction, però non vi voglio dire la canzone, già va gitta assai. One Direction, voglio, che i 5 guaglioni bellini là che fanno le canzoni, praticamente stiamo facendo una parodia su una canzone loro che hanno fatto un po' di tempo fa e basta, non voglio dire niente più. Cosa pensi dei Rubentini? E che già pensavo, io che devo pensare? Già forse la GIT, in qualche sketch che abbiamo fatto, forse si capisce cosa ne penso degli Juventini. No, però poi effettivamente non è vero, a me non me ne importa proprio. Poi non ti fa quello che buono loro, alla fine non è che mi importa. Ehm, Mannaggia a quella mosca. E che domanda? Fabrizio, una domanda, ma non guadagnate niente sul video che fate? Sui video che fate, sinceramente però. Allora, sinceramente Marco Ruggiero fa questa domanda. Noi sui video che facciamo ci guadagniamo però purtroppo poco, perché tu devi sapere che YouTube paga per i video, però fondamentalmente non è veramente poco, è veramente poco.
A meno che non fai video, che ne sai, tipo Frank Matano che fai milioni di visualizzazioni, allora probabilmente vire una cosa ai soldi. Ma i video che facciamo noi che sono abbastanza, sono visualizzati, ma non tantissimo, quindi non è che vediamo soldi. Poi ho una domanda, Giovanni Bosso, crisi in Europa, prezzi crollati, acit crollati, no? La gente prende in culo da 20 milioni a 10. Si è a conoscenza che Ninetta Gianturco ha messo i saldi e lo piglia con 30 euro? No, Giovanni, sinceramente io non lo so. Io non lo sapevo che Ninetta, sai chi è Ninetta di Gianturco, che lo prende a 30 euro, no, non lo so. A chi specie mi domande che fa, eh? E che zone si è Napoli?
Giù, siamo di nuovo qua. Fatemi sapere se mi sentite, se mi vedete, perché ho riavviato un attimo la diretta. Facetemi sapere se si sente o se si vede nei commenti. Io sto parlando, prima un po' se sto parlando solo io oppure ci siamo. Vediamo un po'. Mandatemi sempre i commenti perché sennò non ci te. Ah, non mi arrivano i commenti. Ah, eh, mi immagino la scena di Cerrone che si sta chiamando ammazzata che Moscogli, ma da credo, ma è una cosa esagerata. Io non so se l'avete vista, perché poi mi sta spolazzando intorno. Però, vabbè, forse è dovuto. Allora, cronaca, Mosca kamikaze si uccide buttandosi sulla webcam. No, no. Ma giù, ma mi vedete o no? Mi vedete? Perché io ho riavviato la chiamata, non lo so se mi vedete. Come si chiama? Ah, tutto a posto, sì. Come si chiamerà la nuova parodia? No, non posso dire. Annalita Cozzolino, non te lo posso dire, sai perché? Perché già da Citto fa 3 One Direction. A finire che se ti dico pure il titolo, tu capisci la canzone, capisci tutto, è meglio che non te lo dico. Rovina sorpresa, capi? Non è per qualcosa. È meglio così, è meglio così. Stai scappando un tutto, scusate. Ma ci mangia troppo assai. Allora, tutto a posto, si vede tutto a posto, voglio tutto a posto. Allora. Ah, c'ero come aiuta a Frenica, non lo so, Melania Petrillo, non lo so, Melania, non sta, si è dormito secondo me. Se, boh, non lo so che fine ha fatto. Meglio così, stato zitto che era fastidioso. Si sente e si vede, stai fresco e tu stecchini di sentimento. Grande Marco, grande Marco. Allora, ok, ok. C'ero, guarda che domanda che vanno a fare. C'ero, i barbieri a pianura quando si pigliano. Anto, ma a cosa alludi? Alludi ai miei capelli, alla mia barba? A parte che un barbiere mio è Piettipool, che tra l'altro è anche barbiere, era barbiere, faceva il barbiere, quindi i capelli mi tagli un logo in da musco. La musco, non so se l'avete vista. All'anno, ma poi si fa cetti volo, voglio, si fa volo, volo, volo. Non so se sia avrito, voglio. Si fa cetti cazzi volo. Allora, arrossio, ma? Ah, ho fatto rubare il Ah, me li taglia lui i capelli, voglio, perché poi sparagna, sinceramente mi tagli sta a casa su, mi me ne fotte proprio, l'importante è che mi sparagni questi 15 euro, che sono sempre, è sempre meglio sparagnarle. C'ero che ne Lusimoni Adri, che la là che te ne 5 nom, c'ero che ne pensi Veronica Caruso? Veronica Caruso, non la conosco, non la conosco, chi è? Non lo so, fammi capire chi è perché così posso rispondere. Felice Maiello mi chiede, conosci Jackal? Ecco, no, sono di Napoli e sono bravissimi, dovresti fare dei video con loro così aumenteresti i supporters. Ma Felice, io volessi fare pure qualche video. Ma chi ne pensano proprio? Mi sembra che una volta li iscrissi forse, però non mi ricordo sta cosa. Comunque sono molto bravi, anzi forse sono i migliori a Napoli, forse non solo. Sì, come mi piace se fa un video con loro. Però penso che andranno proprio, non lo so. Boh, un giorno provo a scrivergli di nuovo, vediamo. Fammi le gioco domanda un po' più. Allora, Domenico Sarnese, Fabri, una curiosità, ma perché la battaglia rap ti sei fatto doppiare da Francesco? Domenico Sarnese, perché praticamente Schilla Leonardis si è proprio casato, stava casato, si è fatto presentatore e quindi io agitavo meglio che la fai state casata, fa una bella presentazione e quindi ho fatto così. Ehm, Domenico Sarnese, buonasera, ciao Domenico, ciao, ci ho letturato, ma Scherda 85, non mi ricordo chi è, però ci stava pure l'altra volta Scherda 85, vabbè. Ma che ne pensi Rocky Cotti? Ma che domande sono?
Ma ci sta. Voglio scrivetemi perché non so, perché può essere un pallo solo come un mongolo. Perché caricata la linea. Scrivetemi e fatemi capire se sto parlando solo come un mongolo oppure ci siete. Uh, Aiù, scrivetemi perché se non capisco se veramente ci siete o non ci siete, perché si è interrotta la chiamata. Ha detto non sei autorizzato a trasmettere questo video, addirittura, ma che stiamo facendo? Leggo i commenti di prima, però niente, non ci capite se sono ancora in diretta. Fammi vedere. Scrivete, 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 perché sennò non si capisce. Niente, non mi arrivano i commenti. Ecco, aspetta, posso andare? Eccolo qua, a posto. Ci sei di nuovo, grande. Grande Giovanni Bosso, grazie. Marco Giro pure. Allora, continuiamo che domanda, lo so. A che stavamo? Ah, aspetta. Oh, sta pure freccia infuocata, voglio. Ci sono nuovi. Ok, mi sentiamo tutto a posto, ti vediamo. Ok, hai capito, voglio. Ho capito, ho capito, ho capito. Ho capito, sì, 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 sì. Ti sto scrivendo, lo vedo, lo vedo. Non mi so scordato che stiamo parlando. Di quale domanda stavamo. Mi sono scordato, voglio. Aspetta un attimo, a casa è bloccato Tamaro, voglio mangiare a nuovo. Lo dico sempre, non lo faccio mai, ma neanche una lira, perciò un giorno me lo comprerò. Ecco. Niente, oh, attimo scemi scemità. Niente, voglio, sono finute domande praticamente, che sei? Niente di. Fai domande, sfugate, fai ricite quello che vuoi tu, così ce la passiamo un po'. Ce la passiamo un po'. Ciao, freccia infuocata. No, che tiene, freccia infuocata, mamma mia. Freccia infuocata. Tutto nome strano, tranne gli amici qua, tu quando ogni tanto esce sempre un nome particolare. Freccia infuocata, Scherta 85. Felice Maiello, io non so se il nome sia vero, se è finto. Che genere di musica ascolti? Felice Maiello, felice tutti i tipi di musica, sinceramente. A me la musica piace tutta quanta, tranne che là proprio, le cose, sai, bunga da banca, a me proprio, le cose tipo techno, sai, queste cose così. Però poi è solo che ho canzoni che mi piace. Ho fatto la parodia, stiamo dicendo, no, ho fatto la parodia, già l'ammetto, già l'abbiamo detto, già l'abbiamo detto. Ah, a proposito, oltre alla parodia, stiamo preparando, è quasi finita, una candid camera, che poi non so se vi piace una candid camera, però io ogni tanto li faccio perché mi piace, mi diverto, e poi non lo so se vi piace, però io le provo, si può mai sapere, ma boh. Fatta a tu computer a ma chi ne ha ma chi lo coglione dice che sta buona a patane, sì, sì. Di che zona sei? Già l'ho detto, pianura, pianura. Non ti vedo, non ti vedo, madonna. Non mi vedete? Ti piace? Ma che domanda è? Ti piace GB? Magari è GB? JB? Poi parlate perché non me ne intendo di questi diminutivi. Può essere più facile più e mezzo, ma non lo so che è su JB. Ti piace JB? Ma non sta a cercare frecce infuocate, riformula la domanda. Riformula la domanda. Mm, che ci sta più? Poi io non lo so, perché ogni tanto sbocco nei commenti, io non so se veramente sto parlando solo lì o ci siete sempre. Se mi scrivete mi fa piacere, così io so che voi siete sempre là. E qua. Sì che ti vediamo, ok, ok, ok. Io sono iscritto a Scherda 85, io sono iscritto al tuo canale dal 2011, grandissimo Scherda, massimo rispetto a loro, perché nel 2011 noi più o meno è stato il momento in cui abbiamo cominciato a fare video, 2010-2011, una cosa che quindi grande Scherda, mi fa molto piacere, mi fa molto piacere. Poi, poi Roberta di Genna, grande Roberta, grandissima Roberta. Fammi ricordare Roberta, ciao, io mo ho capito per scriverti dovevo essere registrata su YouTube, Robe, ma con me, non eri iscritta sul nostro canale di YouTube, ma mo la prossima volta che non so più. Mi hai fatto fare registrazione, mannaggia capato, comunque stasera pille e messaggia per vedere il tuo live, sta bene, grande Roberta di Gennaro, mi fai proprio emozionare, grande Roberta, Roberta di Gennaro, una mia amica
sempre una mia amica, ma quando eravamo piccoli eravamo molto amici, molto amici. Eh sì, eh sì. Poi, Antonio Puca, cosa ne pensi di Giuseppe ancora? Cosa ne pensi? Ah, ci siamo oggi, tu stai chiamando, ma che hai fatto? Ti è dormito? Allora, Justin B ti vede e ti segna, Justin B crede Justin B quello che quando... Che è su Justin Bieber? Quello che quando lo senti devi buttare la radio. Ma in tutto, Melania Petrillo, ma in tutto ciò tua moglie quando ce la senti? Avete ragione, uno di questi live ve la presento. Perché pure quando faccio live, questa smette la cucina e sta là e quindi la lascio da sola. Però ve la devo presentare, avete ragione. Però non so, ogni tanto sta pure in qualche video nostro, la butto dentro. E quella là bionda ha fatto, aspetta, ha fatto The Fox, ha fatto una piccola parte e poi ha fatto Best Christmas, pure Best Christmas, proprio quella cosa che a Mario, Coccato Sketch mi sembra che ha fatto insieme a noi. E qui c'è sta. Non ho capito che state scrivendo su fatti Justin Bieber, ma forse perché state facendo, state dicendo collegato a Giuseppe Stato, sta cosa il nuovo Justin Bieber ha lasciato sta poverina. Chi più fu scema, no? E più per esempio lo seguono. Allora effettivamente chi lo esce, già la città non esce, chi lo fa apposta, chi lo fa in frega la gente, non è quelli lo seguono. Salvatore Di Lauro si è sposato e mo agitti mia moglie, mia moglie. Cazzi domando io però, Madonna, eh. Melania, ma scusate se leggo a bassa voce, perché non posso leggerti le cose che scrivi, perché poi sono uscita. Melania Petrillo, vabbè, questo sì l'abbiamo visto, però la vogliamo anche nella live. Ci capite? Sì, sì, con questa ve la presento. Me la presa. Ma in match con noi, io mi vedo, però mi metto un po' vergogna di... perché poi non è facile. Allora, Antonio Gambardella, Alfredo Lopez. Questa è una bella domanda. Alfa 1 Tube, le farete battaglie rap? Voglio, penso di sì perché a me mi piace la battaglia rap. Io l'ho vista che la fanno, c'è sta un canale americano che forse lo conoscete che fanno queste battaglie rap tra personaggi famosi, a così, no? Che cazzo, e mi era fatto venire questa cosa vedendo questi video li fa tra calciatori. E può essere che le facciamo qualcun'altra. Anzi, se tenete qualche idea, suggeritemela pure perché si può mai sapere. Se mi piace, la facciamo pure. Comunque penso di sì, perché è una cosa che cazzo. Spero che vi piace pure, sinceramente. Se non li fa schifo, eh. No, no, li faccio stesso. Quella domanda di prima, GB. Quello della domanda di prima. JB Justin Bieber, però cioè, è che resta sto questo pigrismo e non scrivo Justin Bieber. Ciò si scrive Justin Bieber prima. Mo' oggi capito. Dicevi, sei un accanto di tutto quanto, prima scrivo Justin Bieber solo in... Scusate, non è facile, non è facile stare qui davanti a parlare, perché pare che sei solo tu a parlare, invece allora andiamo avanti. Tutti a Roma, sfurnamma Fiorentina, ma serio, voglio sull'est sta Coppa Italia. Anche se comunque bonus touch, voglio sta Coppa Italia, ma bonus touch, a me mi piace la Coppa Italia, però spero che la vinciamo. Felice Maiello, dato il risultato scorso è andato a male, ci dai un altro pronostico allora, innanzitutto non va la relativo il risultato, la relativa non ve l'ho dato io, quindi non va via con me. Perché Pietipullo effettivamente disse 4-1 per il Napoli e invece ha cagato malamente perché 2-0, però si è mangiato un sacco di gol il Napoli, ci stava pure quel 4-1, ma comunque parlami di calcio che sia Napoli vabbè. Antonio Puga fa voglio guardare poco italiano perché io parlo napoletano però è difficile a capire a leggere napoletano. Antonio Puga fammi sentire. Vabbè, il detto quando ci presenta con compagno com è una cosa a dire quando ci presenta la moglie, detto da una donna senza offenata cosa. Cioè, se l'esse ritte piette pulla, allora uno dice che Antonio Puga ha fatto un monologo, cantò, parlano poco più. Simone Di Pierno, c'era una parrucca e Simone ha ragione, ma io mi sono scudato, non l'ho messa a portata di mano.
però sono naturale, capito? Poi ogni tanto faccio pure i capelli miei e poi me li sfrutto finché ce li ho ancora questi pochi capelli, me li sfrutto un po'. Poi quando io comincio a perdere proprio definitivamente, allora vai di parrucca tutti i giorni, pure pasci, quindi senza nessun problema. Marco Ruggiero, Cero, fate un video con i politici, ci hanno scassato qua. Guarda, io voto penso, Marco, di fare qualche video sui politici. Però sai che a me per esempio la politica non mi piace assai, anzi ha schifo pure. Quindi ho paura che per esempio faccio su video e non è una cosa per me a fare un video. Però non lo so, non mai dire mai. E voto bene. Però poi penso è meglio che faccia qualcosa un po' cose più tranquille. Ma Salvatore Di Lauro, quanti anni hai? Guarda, è una domanda semplice, tranquilla. Quanti anni ho? Salvatore, secondo te quanti anni tengo? Secondo te? Indovina, poi facciamo questo gioco, indovina un po'. Poi dopo te lo dico. Giovanni Bosco, che ne pensi degli insulti razzisti che di continuo ci fanno? Ma io per i capità, per esempio, su fatti degli insulti razzisti, per esempio, io non me la prendo tanto, anzi a me me ne arrivo perché fondamentalmente penso che noi, cioè noi, inteso come noi napoletani, diamo troppo in fretta, li sottolineiamo troppo questi insulti razzisti che ci fanno e loro più vedono che noi abbiamo in fretta e più ce li fanno. Quindi fondamentalmente quindi cagasse proprio. E facesse, cioè, chi se ne accorgono che mi frega. Quindi mi cagasse proprio, ma vicino fu... Allora, no, aspetta un attimo, c'è Roma che... Ah, c'è Roma che è sempre una bella Simone Di Pierno, c'è Roma che cazzettina tiene oggi? Ah ah, si umili, aspetta. Che cazzettina tiene? Poi faccio direttamente, vabbè, ma sempre ridicoli, abbastanza ridicoli, vabbè, anche se questo è tranquillo, come calzino. C'è un calzino un po' zebrato, però, però è tranquillo, fondamentalmente non so chi la verde, Verdoni che mi misi. Antonio Puga, il pigiama grigio dopo che fino a fatto giusto, sfortunatamente ogni volta che mi fu live, prima pure sta sempre, da chissà, sui pure in faccia, 35 anni a me, Dove Simone Di Pier, Salvatore Di Laura è sui 35 anni, Simone Di Pierno 21 anni, io per esempio Simone è una persona seria, è una persona a modo, invece Salvatore Di Laura mo ce l'ho sui 35 anni, chissà, dopo 75 anni più IVA, Giovanni Bosso, ma la mia tempi, sa, sono un po' più giovane, dai. Domenico Sarnesi Angarrata, 30, sì, 30 anni. Ho 30 anni, voglio, tengo 30 anni, sapete? Ma di solito a me me ne danno 25, veramente, la maggior parte delle persone dice, guarda che tiene 25 anni, mi sono contento perché mi fa piacere, sinceramente. Melania Petrillo, ma quando le fate le interviste la gente alla fine che vi dice? Ma sinceramente la gente niente, no, alla fine vabbè, ci diciamo, ci spieghiamo che è uno scherzo, è una cosa così, giusto per la gente si fa quattro risate, fondamentalmente non se la, difficilmente se la prendono, se è quello che tu vuoi intendere, non se la prende mai nessuno. Cocco è capitato che qualcuno se l'ha pigliata, ma raramente, molto raramente. Mi ricordo una volta stiamo facendo fatti Tevez, non me lo ricordo, con la maschera di Tevez, a chiappare uno che si ingazzava, per esempio. Lui vabbè, se chi si ingazzava, ovviamente, però chi si era se non era proprio uno normale, secondo me deve essere un poco pazzo, ci voleva battere pure, vabbè, poi ci niente, ma poi è un'occasione, ecco. Però difficilmente capitano queste cose. Eh, ancora 21 anni sui 35 anni, oh, tengo 30 anni, vai giù. Antonio Pucca, Cerrone tiene 21 anni, però ha una gamba. Non l'hanno proprio conosciuto, Antonio Pucca. Allora, è un semplice calzino riferito a te. Wow, 30 anni te li porti bene. Simone Di Pierno si riconferma di nuovo una grande persona, una persona che veramente vale la pena. Ti stringo la mano, Simone, virtualmente, ma ti stringo la mano. La domanda te la devo fare, Giovanni Bosso. Nella Kelly del cane, quante parole hai preso? No, non è vero, non è vero. No, non è vero, perché voglio, ma da credere, la gente non se la prende anche perché tu per esempio, non so, a me, io penso che quando facciamo queste cose, no? Eh, io subito mi vado a scusare dopo, subito mi vado a che ho lunga la mano, vado là, ci faccio capire che non scherzo. E loro non si arrabbiano.
perché fondamentalmente poi dopo che uno gli fa uno scherzo gli viene anche da ridere perché per il nervosismo, per la cosa, no, ma difficilmente si incazzano. Solo chi lui è capitato che la cosa va a incazzare. Allora, Roberta Di Gennaro, ecco, mo te lo chiedo qui. Che stavi facendo quando ti ho incontrato al Vigiliano? Non la leggo perché sennò mi fai scamare. Mannaggia, capa tu, mannaggia. E stai facendo una cosa, ma non... State zitti, se no scamamo, scamamo. Allora, Salvatore Collaro. Prossimo video, quando e su cosa? Salvatore Collaro, che secondo me si è collegato proprio un minuto fa. L'ho detto prima, vabbè, una parodia stiamo facendo e poi una candid camera. E poi anche altre cose però che ancora dobbiamo girare. Queste sono due cose un poco... Scusate, ogni tanto me ne fa... che me ne fanno un routine, non lo faccio. Domenico Sarnese te li porti bene complimenti. Vedi, vedi, ogni tanto devo leggere queste cose. Antonio Pucacerro a sto dice ma io devo rispondere che sta facendo la stessa domanda quando è cominciato su live, ma tu sta sta domanda. Felice, che domanda mi stai facendo? Scusami, non la leggo, non la riesco a leggere. Fammi capire perché non la... Anto, fammelo tu, casomai non riesco a leggere la domanda di Felice Maiello. Sta. Secondo me si è bloccata. Ogni tanto sblocca questi commenti. Ah, no, stai pazienza. C'era Simone Di Pirno, c'era ma Francesco dove sta? E Francesco Vaglio praticamente è andato in Sardegna perché lui c'ha la ragazza, la fidanzata che è sarda e praticamente aveva il volo alle 8 e mezza di sera e quindi rinunciava a fare un live. Vabbè, ma pure se si chiama a casa da Vaglio non penso che si a fare un live con me stasera perché sennò Vaglio uno sputano faccio giustamente è andato a trovare la ragazza non poteva mettersi a fare pure il live, dai. Però la settimana prossima ci sarà e quindi lo facciamo insieme di nuovo. Giovanni Bosco, e qual è stato il tuo filmato che ti ha fatto ridere di più? Personalmente Satana con la retromarcia, vedevo da solo come un rincoglionito plura. Chi è bello, chi lo sketch è molto bello. E questa è una domanda bella. No, io mi sono divertito molti video che abbiamo fatto, divertito molto. Però forse a Roma sono divertito di più, forse proprio le interviste mi sono divertito, non lo so, perché sono più rispetto ai video, tu là bella e buona ti acchiappa una risposta che andrà a spietta manco tu e quindi ti viene da ridere. E allora forse sì, alle interviste mi sono divertito. Forse proprio per 20 euro prendessi un pozzo là mi sono divertito proprio assai, perché non me l'aspettavo che le risposte di persona così che cazzo, va. Sì, quella è stata una bella cosa. Marco Ruggio, la tempistica per la nuova parodia. Marco, allora, domani finiamo le riprese, quindi oggi che è? No, rimane che è? Rimane vabbè, rimane che è? 18. Penso che per fine mese ce la facciamo, perché poi c'è sto montaggio e tutto il resto appresso. Per fine mese io penso che ce la facciamo, però voglio una bella cosa, questa parodia che cazzo ci è voluto un po' di tempo, però è una cosa molto, molto che cazzo. Sono curioso, la avrei pure io, figurati, perché poi non mi sono vista ancora nessuna immagine, però secondo me che cazzo. E poi non ci sono solo lì, ci stanno pure 4-5 sci, ma pensa a me, comunque è una bella cosa. Felice Maiello, che telefono hai e che rapporto hai con la tecnologia? Ma magari Felice, mh, meglio che non te lo dico perché guardi, non so manco come stiamo facendo su live perché io tengo un rapporto con la tecnologia veramente. Io ho questo telefono qua, che è un telefono tranquillo, normale, un telefono di ultima generazione, ma fino a un mese maggio tenevo un Alcatel rosso, che io guarda, non lo tengo a portata di mano perché sennò ti facevo fare una risata. Ma sai, i telefoni proprio antichi, quei cosi vecchi, così. E perché io praticamente non c'ho un buon rapporto con la tecnologia. Tu poi come fai a fare i video e cose? No, ma io i video non li faccio, cioè nel senso non li monto, non li... perché io sono negato proprio. E tengo un rapporto stranissimo con la tecnologia. A me è una cosa assurda. Pensa all'improvviso telefono, per far capire all'improvviso e mi sa parlare. E meno male che c'è pure mia moglie avanti perché siamo già pesce. Il telefono mi si è messo a parlare da solo, ha detto una cosa tipo vogliamo iniziare, cioè non so, ha parlato solista, cioè a me c'ho un rapporto strano con la tecnologia. È meglio che andare a conto perché sono storie veramente
che tu ci credi, questo un po' ci può fare ridere, ma non è vero, cose vere. Allora, Rossa, c'ero mo fa Antonio Puga, c'ero mo fai un piacere, appena sento a chi lo sfurnacciate, ci dicevo pure nu, a Antonio che si è preparata a bulletta per domenica e senza pensare pronostico tu oggi ci porta pure a mangiare, facci tutti gli altri, grandissimo Antonio. Oramai c'è stato un rapporto fra te e Francesco, veramente fraterno, oramai siete diventati amici dall'inizio quando mi pareva che ti stai un po' antipatico, poi subito ti ha conquistato, mi fa piacere, mi fa piacere. Rossa. Giuseppe Annaloro, sembra mezzogiorno nella tua stanza. No, quando mai Giuseppe? Chi le sta una faccette di luce qua in questa stanza? Chi lo c'ho? C'è una bella luce, una bella che infatti è molto fastidiosa a volte. Eh, Giuseppe Annaloro, Galaxy Ace Plus. Mi pare sì. Mi pare sì. Mondo ingusciato il capo. Sì, mi sembra che è una così. Salvatore Di La, cantante napoletano preferito. Ma a me piace Nino D'Angelo, per esempio. Mi piace Nino D'Angelo, ma non lo so se... Ma a me piace Nino D'Angelo, non lo so, a me mi è sempre piaciuto Nino D'Angelo come cantante. Ma non solo lui, Gigi Finizio, sì, sì, pure Gigi Finizio. Sì, fondamentalmente sì, ha fatto belle canzoni, anche lui ha fatto delle belle canzoni, molto. Però Nino D'Angelo, non lo so, a me piace perché quando sai, i film, sai, uno se vedevi i film quando ero giovane, no? Quando ero giovane non è che sono vecchio, però comunque Nino D'Angelo, sì. E poi mo altri che non mi vengono a mente, però non è, di solito non mi piace nei cantanti napoletani, però un vicino d'Angelo mi piace. Salvatore Di Lauro, e canzone preferita italiana, e vabbè, figurati, Salvatore, tante, tante, molte, ma mo non mi viene, ma non è che ce n'è una sola, ma mi piace assai. Eh, Giovanni Bosso, lasciate stare le bollette, Canustung per denna, Canustung per denna settimana per mezzo di un Napoli, l'ultima in Coppa Italia tenevo 1-0. Eh, 1-0 è triste, eh? È triste perché poi ha vinto 3-0, però l'importante è che ha vinto Giovanni, mi piace. L'importante è che aiuti in finale, va. E la mia Petrillo mi ha scattato una giacca bella. Era bello il film, che stai un coppa nero, con quella giacca bella, un coppa chiruretta, mi faceva morire. A voi mi piace sempre questi film, ogni tanto mi piace ancora, che mi fanno ridere, mi fanno, non so, cioè, mi fanno i film comici che mi fanno morire. E perché canzoni sono belle, allora, Felice Maiello, giocatore preferito del Napoli attuale e quello degli anni passati, perché attuale, giocatore preferito attuale, vabbè, Higuain forse, mi piace Higuain, del passato ha avuto di caffè. Giuseppe Annaloro, che programma usate per fare la sigla con il vostro logo? Giuseppe, mo dai, non ti dici, non ci capisci niente. Non li monto io i video li monta Frank, li montava e li monta ancora ogni tanto. Eh, ma pare con Final Cut si prova, però non molti drammi perché non lo so, non ho idea. Ti faccio sapere, ma non lo so. Uh, Antonio, ti piace la canzone di Mario Mero? È bello magna. Cazzi no. Valerio Abbondante, ciao Fabri, ciao Valerio, grandissimo Valerio. Ha fatto tardi Valerio, secondo me. Ha fatto poco tardi stasera, però non fa niente, l'importante è che ci sei. Non ti dimenticare, Giovanni Bosso, non ti dimenticare quella da 700 euro per mezzo Calleon contro la Lazio che aveva il 2, ma ricordo una cosa che mi pare che me l'hai mandata in Coppa Frank e Cerù, se non sbaglio, me l'hai mandata. Allora, Simone Di Pieno, Cerù, te in da sacca che ha già fatto, come l'ha già spendere, Simo, vatti là a mangiare. Simo, vattene a mangiare perché è meglio, non devi giocare, non devi giocare. Su fattori sui bullet no, non la vedo una cosa troppo esagerata, voglio, è diventata una cosa troppo esagerata. Mamma mia. Stamattina sono sceso un attimo, tenevo un appuntamento fuori vicino a Eurobet, che sta a Cappianuro, no, era Better. Comunque voglio magari è 10, 10 e mezzo, chi ne gente, la chi maronna mia, ma che esagerazione. Andai giù qua vicino a chi le macchinette, maronna mia, voglio più verbo. Vicino a, mo sono uscite quelle corse finte quelle corse, come si chiama? Le Formula 1 finte.
Maronna, amico, i partiti finti, i partiti calcio finte, per il bulletto, ma guarda, ma non lo so, a me non lo so, mi pare troppo esagerato sta cosa. Eh, Melania Petrillo, ma comunque quel matrimonio si è fatto o no? Quale matrimonio? Melania? Eh, Giuseppe Annaloro, ah ok, sono un fan del programma Adobe. Come ho capito li fate con il Mac? Sì, Giuseppe, la maggior parte dei video sì, l'abbiamo fatti con il Mac, l'ha fatti Frank con il Mac, sì. Sì. Antonio, c'ero una sta Melania, si sta schiattando un corpo con questa domanda, non l'ha già capito, ho fatto un matrimonio, quale matrimonio? Scherda, c'ero se ti trovi per Salerno, vieni a trovare, scherda, quando mi trovo per Salerno? Sì, sì, mi trovo, ti vengo a trovare, ma non lo so se ci vengo a stare. Lo sa. Poi, scusate se ogni tanto leggo questi commenti, ma mi fanno... comunque te li porti bene 30 anni, Salvatore Di Lauro, ah, capite? Ottimo, ottimo Salvatore, grazie. Eh, tra quei due... Ah, Melania Petrillo si riferiva, quando diceva questa cosa del matrimonio, a tra quei due del live, dell'altra live, che sarebbero... Aspettate, aiuto. Poi Dani, poi su... t'ha posto, no, sto facendo una cosa un po' a YouTube, si chiama Rob. Vabbè, ciao, ciao, ciao. No, una micromica. Allora, scusa, me la, ho fatto un matrimonio fra... No, non lo so, sanno guagliati, sanno fatti su insieme, non lo so. Uno era Fabio Maglioni, un amico mio, e poi ci scrive Monica Ignacci, non lo so, no, ci stanno nemmeno stasera, non ci stanno nemmeno qua, se no glielo chiedo. Forse sono usciti insieme stasera, non lo so. Cerone, ma tu abiti a Simone Di Piero, no, Cerone, ma tu abiti a Via Pallucci? No, non abito a Via Pallucci, abito a Via San Donato, che non è dove sta Via Pallucci. Via Pallucci è un po' più a nord di pianura, a nord di pianura. Diciamo che Pitti Pool, queste case là, quasi quasi, queste case da quinta traversa, che è vicino a Via Pallucci. Come? Giuseppe, anche tu bevi casato cola, grande, oddio, ma casato cola, no, ma bevo, di solito non la bevo la Coca-Cola, però è vero che la mia mamma ha casato cola, la ricetta di Marisce, cioè, mamma è, che poi non è male, non è, però lo fai questi mark strani mi fanno ridere, casato cola, Scerrò si è per me non c'è stato. Ah, il telefono stai, ma chi sta riunendo i commenti in un quarto d'ora con un quarto d'ora di ritardo. E che ci facciamo le canzoni che la suoneria, sì, è una suoneria classica, non l'ho messa io, è uscita in totale. Valeria Abbondante, Fabri, quando chi ha visto Paolo. Ma arrivano certi commenti che sinceramente non li collego al discorso, ma secondo me mi stanno arrivando un po' in ritardo. Eh, boh, si sono firmati i commenti, vabbè, non lo so, si è bloccata la lista, non lo so, ogni tanto si blocca gli umbricidi, ma non riesco a... Felice Maiello, non so se frequenti l'ambiente giovanile, ma cosa ne pensi di questa nuova moda hip hop e dello stile di questi ragazzi tutti uguali con pantaloni a Wallera? Ma, ma non lo so, ma io mo ne sto prendendo proprio questi pantaloni a Wallera, e sto prendendo mo tutti i pantaloni stretti, sto prendendo i pantaloni a Wallera, ma non lo so, Fede, ma rusticasi, perché non li sto vedendo tanto questi pantaloni, erano più prima. O può essere che sono che non li vedo, non lo so. Eh, Antonio Puca, c'è una discussione Antonio Puca e Melania Petrillo, che me la stundrice me nuovo, che significa? Ma ragazzi, stundrice non è lei che come... Oh. A casa c'è un dibattito sui pantaloni. Rina Chan, ma i pantaloni con la Wallera che col culo da fuori. Rina Chan evidentemente ci avrà i pantaloni con la Wallera per dire questa cosa che col culo da fuori, però pure avrà ragione, stanno pure quelli che sono con quel culo da fuori, che anche sono buoni brutti da vedere, perché si fa schifo a vedere proprio quel buco che esce, quella spaccata del culo che esce da fuori.
Aspetta un attimo. Salvatore Di Lauro, magari è Sipparò, ma chi sta dicendo Sipparò? Io? Può essere, io le dico spesso le parolacce, quindi può darsi, ma mi sto trattenendo però, mi sto trattenendo. Ah, non è una discussione, no, pensavo si faceva una discussione, vabbè, ma quello poi dalle discussioni nascono gli amori, quindi non lo so, Melania, se tu e Antonio, Melania Petrilli, Antonio Puga vi volete conoscere, io vi faccio conoscere senza problemi. Vi scambiate il contatto Facebook, cambiate anche un numero di telefono, se volete, io sono ben propenso a farvi fare un po' di amicizia, a me mi fa piacere, siamo qua per fare amicizia, no? Per conoscerci Fabri, quando passi a salutare Fabio, fammi sapere, abito a Rustais, ma vale, ma e come mangio con scim, scusa? Io là a Via Terracini c'avevo a mia nonna e c'ho i mia zia e i miei cugini che abitano là, è strano che ti conosco. Vale, quando anni tieni tu? Vale, non lo so, poi forse sei piccolino, no? Però penso che ci conosciamo di vista, penso che ci conosciamo, perché i posti che sempre la basci, quindi eh, penso tenga sempre annanzi anche allo stadio. Fabio è un grande tifoso del Napoli, sta allo stadio. Antonio, c'è una brutta notizia. Antonio, ti devo dare una brutta notizia. Antonio, comunque, Melania Petrillo ha appena scritto che mi dispiace, ma sono fidanzata da anni, quindi Antonio. Io ci ho provato, Antonio, sai che ti voglio bene e tu volevi far parlare poco, però mi dispiace Antonio, ne troveremo un'altra però, non ti preoccupare, andando avanti con i live, piano piano conosciamo la gente. Roberta Di Gennaro, apparo pure a me con qualcuno che qua non c'è trippa per gatti, ma Roberta, per cortesia. Proprio non sapevi che non eri fidanzata, mo faccio poche pubblicità, Roberta Di Gennaro, quella amica mia che vi dicevo che eravamo molto amici da piccoli, è una bellissima ragazza, ragazzi. Allora faccio un appello a voi che siete in linea, però solamente se siete bei ragazzi, perché lei è una bella ragazza e quindi merita un ragazzo bello. Roberta Di Gennaro, aggiungetela su Facebook, mi raccomando, aggiungetela su Facebook e mi raccomando, è questo, poi facete conoscere, vabbè, io che non posso fare, ti metto in contatto con questi ragazzi perché penso che ci sarà qualcuno carino, forse proprio Antonio, non lo so però se quando anni tiene Antonio. Comunque Roberta Di Gennaro su Facebook ve la riconoscete, c'ha qualche foto con qualche maschera di carnevale oppure c'ha qualche tatuaggio, qualche cosa così. Aggiungetela in questo momento su Facebook. Ok, vabbè, ha già fatto, ok, non so se ho fatto bene. Però tu mi hai chiesto, io come un amico ti sono venuto incontro. Allora, mannaggia. Salvatore, quanti anni avete voi del gruppo? Ma Salvatore, chi voi del gruppo? Stai parlando con loro, con me? Ehm, Simone, Simone Di Pirno, c'ero ma stivo tu a ira a vendere i otto fiocca a Bascio Quarta. No, penso di no, Simone. Io i cotton fioc li vendo soltanto nei pressi di pianura, a quarto non mi spingo, non è zona mia. Eh, Roberta Di Gennaro sto piangendo. Vabbè, ma tu buon amico, scusi, io faccio quello che posso. Spero che qualcuno ti iscriva e che trovi la tua anima gemella oppure qualche ragazzo carino grazie a me. Io più di questo non posso. Faccio il tuo manager, vabbè. Guarda subito. Salvatore di Lauro, Robè, Rammoling. Salvatore, ma che sei una bella paglione. Tu, non so te, però vabbè, comunque, io non ti conosco. Perché, Antonio Puca, Cero, che macchina preferisci? Voglio intengo cavare. A me le macchine non piacciono, stranamente a me mi piace solo in macchine americane. A me mi piace solo in macchine americane. Tengo questa cosa particolare, non lo so. Non mi piacciono le macchine che mi savi, non mi piace. A parte un Maggiolone, a parte la 500, a parte qualche macchina vecchia, mi piacciono le macchine americane. Invece qualcosa mi piacciono le macchine dei film americani. Quelle là solo mi piacciono. Popolissimo. Ehm, che ci stai tu? Eh? Eh? Ma che domande è? Ah?
Annarina Cozzolino, le sai le gomme che fanno diventare la lingua blu? Annari, ma che domande? È? Ma non mi ricordo manco, sinceramente, pure se tu volessi rispondere, non lo so, non lo so che sì, mi ricordo che mi mangiava pure là che facevano, però mi pare Boomer si chiama, ma cazzo di domande. È? Allora, Simone Di Penno, ma lo sai, io abito a Via Pallucci, perciò te l'ho chiesto, ah, grande Simone, no, non sapevo che abitavi a Via Pallucci, Simone, non lo sapevo. Però la conosco, via Pallucci la conosco, perché la via è una via un po' brutta, perché è un po' fredda, una via che è un po' fredda, che da un lato ci sono le case, lo dico per chi non lo sa, da un lato ci sono le case, da un altro ci sta la terra, e quindi ci sta una bella umidità la sera. A sera quando vai a via Pallucci praticamente pare che sei, non so, tipo in Alaska, tipo che fa freddo, è molto umida. Ma ricordo che Motorini ci passava, a via Pallucci era una mazzata in frutta. Eh, Questa è una domanda molto interessante. Ci sono anche persone molto intelligenti qua e non fanno le domande stupide. Guardate che domanda che mi fa X Daddy Giannoccaro. Che marca di carta igienica usi? Queste sono domande, ragazzi. Prendete spunto da lui. Z Daddy Giannoccaro. Guarda, Z, io ti dirò la verità. Io uso, non so precisamente non ti so rispondere, però uso qualcosa che sicuramente compro all'MD perché io poi ho l'MD di fronte e quindi vado lì a spendere, e mi trovo molto bene perché poi ci sono dei bei prezzi, quindi sicuramente la carta igienica che compro io è dell'MD. E mi trovo buono, cioè mi trovo bene, una compattezza, una morbidezza che non mi posso lamentare, non mi posso lamentare. Simone Di Pierno, ancora lui, ma è piglia dei cinesi in Coppa Cumana i cassettini? No, in Coppa Cumana no, ma a De Cenise sì, a De Cenise sì, perché pago poco. E pago poco, però voglio sono pericolosissimi. I cassettini dei cinesi, non so se qualcuno di voi ha mai però sono proprio infame, cioè se ti fai per esempio qualche camminata di più, no? Se ti fai qualche chilometro in più, si sente, ti pigli proprio fuoco, vero? Pigli proprio un po' fuoco. La roba da fede, vabbè, non ti dico poi le, mh, le cause, le cose che provoca. Bella sta domanda. Marco Ruggero, c'ero tu che sei di pianura, intervista a Gigino 50 centesimi, ma io qualche volta ci ho pensato, però mi dispiace, a me mi dispiace che poi, sai, pare che uno pigliava il culo, no? No, mi dispiacesse, è un mostro, lo so, lo so. Dopo hai capito quante visualizzazioni avrà, lo so, non lo so, però comunque qualche volta ci ho pensato, perché chi è due personaggi, però non lo so, mi dispiace un po'. Eh, Antonio Puca, Angelone conosce le pillole blu, le usa quasi sempre, no, no, ancora no, ancora no. Poi penso che a 50-55 anni, secondo me anche io, ma non ancora, ce la faccio anche, lasci, non si va ravogliando cufi. Melania Petrillo, ti piace la Topolino come macchina? La Topolino, e che macchina è Topolino? La macchina di Topolino. A mio Cucacero tengo Maggiolone, Topolino, 50 vecchi ti piacciono? Sì, io Maggiolone mi piace, Maggiolone mi è sempre piaciuto. Salvatore Di Lauro, io sono la carta della Rubentus. Vabbè, c'è la carta che vende nei pezzali. Eh, sì, scherda, la carta dell'MD si chiama Orticas. No, ne ho vere, ok. Cioè, la carta dell'MD, per esempio, non è proprio, non è malamente, però, però per esempio, tu vedi che lo rotolone, no? Lo vedi grande, e però invece basta cioè, basta che srotoli un po' e subito finisce. Questo c'ha la carta. È una carta finta, è un poco finta, però a livello di culo non ti fa nessun danno, cioè va liscia, diciamo, non mi fa entrare in particolari che non sono eh, idonei. Allora, eh, Annalita Cozzolini, sto aspettando, sto morendo di sonno, aspetta una risposta. Non mi ricordo sti gommo blu, ero troppo piccino, non mi ricordo. Eh, Gianni Napoli, c'ero apposta, ricordo, come, ma ricordi te, mi ricordo Gianni, si parlava da voto nello scorso live, Gianni Napoli, ma ricordi, nessun nome cantante neomelodico che ti rimane impresso, grande Gianni. Eh, Antonio Puca, coccobodo, vengo fino e pianuro che la macchina ti faccio fare un giro.
Mannaggia. Melania Petrillo, la carta vetrata non ti piace? No, no, no. Immagina la carta vetrata. A me. Ah. Allora, mannaggia miseria. Aspettate, fammi leggere, ho caduto. Voglio ogni tanto mi ricordo questo fatto perché mi voglio ricordare veramente, ci tengo abbastanza. Su fatto voglio, che ci vuole, un secondo, andate su questo sito Web Awards, mo scusate se lo pronuncio così che non si capisce. Comunque Web Awards, voglio, andate là, votateci, mi raccomando, voglio 2014, fateci andare a fare i nacchelli a questa cosa che fanno che sarebbe tipo l'Oscar dei video su YouTube. Mi fa piacere se diciamo con noi, faceteci fare questa cosa. Votateci, non ci vuole niente. Allora, ma tiene mutante, qualcosa di mutante, ma tiene mutante navigare. Ma pare che veramente tenga questi mutanti, ma è impossibile che l'hai visto. Aspetta, e che cazzo, tenga la maglietta tutta, sto tutto, e cazzo. No, 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 niente, però mi ha fatto impressionare. E tu come cazzo fai che sta per il mutante? Cazzo, con tutto coperto. No, fortunatamente ho le mutande quelle là dei mercatini uomo, sai che le mutande uomo. Allora, Giovanni Bosso, c'ero prima hai parlato di Matano, dopo che ha acquisito un po' di notorietà, ha fatto un errore, quello di voler pubblicare a ogni costo qualcosa. I suoi ultimi video fanno cagare, non fate lo stesso. Ma non lo so. No, a me, per esempio, a voi non è che ogni tanto, qualche volta mi sono visto qualche video suo, e scherzi, e così, però a me di solito i scherzi telefonici non mi piacciono come cosa, non mi sono mai applicato a guardarli. Lui però è molto simpatico, perché questo è bravo, che cazzo, fa ridere, severo, cioè, c'ha una bella parlantina. Però a me ultimamente sta facendo dei video tipo che si mette a pazzire vicino al computer, però da Gicetta io non li vedo, quindi non posso dire niente. Non lo so, si fanno schifo, non lo so, sinceramente. Però comunque lui, dai, cioè, penso che è bravo. Penso che è bravo. Cioè, comunque, se sta avendo successo, non è un caso, se comunque aiuta a fare le Iene, aiuta a fa delle cose a Sky, penso che se lo merita. Comunque è bravo. Eh, stanno oppostati in un mondo che non ci vuole più, canterò di più, canterò. Allora, Forza Napoli, cosa ne pensi dei film? Bello. Che sembra. Antonio Pua, cosa ne pensi dei film di Bud Spencer e Terence Hill? Bellissimi, voglio, bellissimi, sono i miei preferiti. Ma che rosata, ma un po'. Ancora oggi me li rivisto perché mi fanno morire. Che c'è stato? Annarita Cozzolino, c'ero da dove ti è venuta l'idea di fare SMS? Annarita, questo era uno sketch che facevano a Zelig, facevano sta cosa degli SMS, però la facevano così sul palco. E a me mi piaceva di farla tipo video, però in napoletano, fatta capire in napoletano, e quindi da lì ho preso questa cosa. Eh, Melania Petrillo, che ne pensi che tra un po' inizia di nuovo che la puntata di Grande Fratello? Ma non lo so, veramente non muovevo, non vedevo più ultimamente, non muovevo più, quindi non so, se me ne fosse proprio, sinceramente, perché tanto lo stesso muovevo. O può essere pure muovevo ogni tanto, così, però non me ne fosse, sinceramente. Non mi interessa. Eh, Voglio fra 5 minuti chiudiamo, perché agendo un bagno. Ogni tanto sto fatto che agendo un bagno. Allora, sì, chi sta stato? Lo sapete che Giuseppe Simone, lo sapete, come, ma che hai scritto? Lo sapete che Giuseppe Simone ha dato un grande sì, lo so. E infatti è stata una bella mossa, secondo me, perché su Giuseppe Simone è un personaggio e quindi poi usano tutto quanto, un po' internet. Allora penso che la metto qui dentro al Grande Fratello, penso che pure io mi fanno venire la curiosità dei muri, perché comunque saccio che sta chista e quindi magari mi viene uno schizzatore a chi che sta combinando là e quindi è una cosa bella. Voi siete più 1981 GAE, voi siete più originali e molto più divertenti, grazie GAE, non lo so se è così, però ti ringrazio lo stesso. Qualche volta dobbiamo fare una Melania Petrillo, qualche volta dobbiamo fare una videochiamata live tutti insieme.
E non so se ci vuole fare, sinceramente. Una videochiamata live tutti insieme, in che senso? Fammi capire, parliamone. Marco Ruggiro, Fabio, ho notato che hai fatto teatro, ma hai mai avuto proposte da qualche televisione o qualcos'altro? Per quello che fai mi meraviglio che ancora non sei un tormentone fuori il territorio napoletano. No, intanto grazie, perché mi fa piacere che mi fai questo complimento, però comunque no, no, nessuna proposta, nessuna cosa. Ma io penso che oggi è difficile avere una proposta, perché poi tu, per esempio, non lo so, tu dici, "Ah, boh, tu fai video in coppia YouTube, magari ti vedono e ti fanno fare qualcosa in televisione, ma non penso che funzioni così, a meno che per esempio non hai proprio veramente milioni di visualizzazioni, allora magari diventa così famoso che per esempio qualcuno ti deve vedere per forza, però noi non ce l'abbiamo tutte queste visualizzazioni, ci stanno persone che ne hanno molte di più, quindi no, però mai dire mai, boh. Cosa ne pensi di Felice Maiello? Cosa ne pensi di Simone Muniz, Rosario Muniz e Giuseppe Simoni? Ma sono due personaggi, non lo so. A me mi fanno ridere, sinceramente, perché sono due personaggi forti. Non so, a me mi fanno ridere. Ma mi sono visto qualche video con loro e mi fanno morire. Giuseppe Annaloro, ma quando dura un hangout di solito? Giuseppe, secondo me, se ci fa strada, avrà ragione. No, di solito dura un'oretta più o meno, però io, sai, subito passa, un po' di sfizioso, subito passa il tempo. Ma si stiamo già di 5 minuti tranquillamente, a me mi fa solo piacere. Giovanni Grande, Giovanni Bosso, questo è il link per votare Cerrone, bravissimo, grandissimo. Non ci riesce a giocare perché sto cazzo di computer si faccia una cosa, non me ne fa fare nada, quindi fatto buona a condizione. Uh, ma tu, grande fratello a vendere i cassettini, ma sei Simone Di Pierno, c'è lo fanno pizzere, ancora vai, ma io sapevo fare pizzere. Antonio Caiazzo, cosa ne pensi di Diego YouTuber? Lo conosci? Sei grande, eh. Come no, lo conosco a Diego, ha visto video suo, è in gamba, Diego è bravo, è molto bravo. Di persona non lo conosco, però lo vedo nei video che è molto bravo. Uh, voglio aspettare, ci un sacco che non di più. Ah, eh, Valerio Abbondante, Fabri, andiamo a mangiare tutto quanto assieme della chat. Sembra una bella comedia, ma serie, paga piette full, ma serie, mo c'ho dico. Sai come, sai come mi scuso? Gianni Napoli, cielo, salutiamo Casettino e Cagnarello ogni tanto. No, Gianni, non me li cambio mai i calzini. Sono una persona molto coerente. Me li cambio una volta all'anno. Allora, 1981 GAE, io ti vedrei bene come un inviato delle Iene oppure in trasmissione come Made in Sud, eccetera. Boh, ma tu muovi troppo bene, GAE, ma tu muovi troppo bene. No, fosse bello però, fosse che cazzo. Ma a me piacesse più le Iene, sinceramente, proprio per dire una. Le Iene è più che cazzo, che Made in Sud, sai, tu comunque fai l'afro, il monologo, e che pure è bello, però le Iene che cazzo, le Iene che cazzo. Solo che secondo me sa busca pure lei, la sa busca, che secondo me, cioè quando loro buscano, veramente. Vabbè, comunque non ce ne fotte proprio, tanto non è. Salvatore Di Lauro, Franci, salutaci con un Forza Napoli, ma quale Franci? Salvatore, ma sono. Perché ovviamente ci sta, e mo approfitto, come dice il ci sta sul fatto che Frank è Cerrone, certo mi chiamano Frank a me, ma Frank non sono io sono Cerrone. Frank, voi non lo vedete mai perché Frank si occupava e si occupa ancora di fare i montaggi, di fare le riprese, di scrivere con me o sketch, a parodie e quello che è. Io sono Cerrone, e poi mi chiamate Frank, poi mi chiamate Francesco, vabbè, comunque è anche colpa nostra che non abbiamo mai fatto capi buone o si doveva si diceva, non lo so, ma penso pure nostra. Marco Ruggero, Fabrizio, ci fai un live in diretta streaming della parodia di Breaking Ball? Ma in sacce cantare. In una sacce cantare. Felice Maiello, ti vogliamo tutti bene, Felice, voi ti voglio bene. Eh, vai a Cerro, fanno pizza, vai giù, ma lo pizza. Dopo me lo vedo, Salvatore Di Lao, dopo me lo vedo le Iene e stanno chi nei soldi, ma seria. Ma serio, voglio.
Voglio, un'altra volta la mosca, voglio, un'altra volta la mosca, Maronna, mi sembri proprio vicino allo schermo. Mamma mia, no, ma se ne giù. Sì, andò giù. Fra poco vi lascio, eh. Fra poco mi lascio perché se no mi faccio la cacca sotto. Do- spiego, oggi non riesco a leggere giù. Eh, comunque la prossima X Daddy Giannoccaro, comunque la prossima battaglia rap, non lo so, voglio, datemi qualche suggerimento, qualche suggerimento della prossima battaglia rap, ma lo conosco, io non so se avrete quando passa Cananz fare un cacciabombardiere, eh, sì, dando leg proprio questo commento, eh, voglio e niente, sta mosca sta facendo mettere paura. Voglio niente, io... no, ma no, mica non spara fuori, non sto cercando di non sparare fuori, però è tanto, fa impressione, mi faranno fastidio i muscoli più che altro, non è che mi fanno schifo. Simone Di Pierno, Cerone tenga una cosa, ma rossa, Cerone tenga una cosa per te, ma non so come te la darà. Simone, non lo so, se è una cosa di soldi ci organizziamo tranquillamente, tanti che se casa abbiamo Paolucci dove venga a trovare tranquillamente, se è una cosa di soldi, se è una cosa, non lo so. Ehm, se lo fa- sì. Electronic, chi è Daniele? Saltando i miei commenti di proposito. No, Daniele, questo è il primo commento che mi fa, eh? E ti ha riconosciuto perché Electronic Link, oggi questo è un amico di Daniele Donnarumma che acconge i computer, ne approfitto perché mi acconge sempre un computer a me e mi fa sempre grandi piaceri. Quando ti acconge un computer, aggiungete la sua pagina che è Electronic Inc. Mi raccomando, Daniele Donnarumma è un ragazzo di fiducia. Marco Ruggero, Materazzi contro Zidane, no, Materazzi è vecchio, voglio, sa, ricordo un 98, Materazzi contro Zidane. E poi per esempio mi trova pure i sosia, capito? Non è facile, perché una trova pure i sosia. Giovanni Bosso, comunque c'ero di sicuro alle Iene o Medizud o in qualsiasi altro posto, prima o poi ti vediamo perché alla fine non ti manca niente in confronto a quelli che ci sono, anzi forse è qualcosa in più, vabbè, ma giù, ma tu, beh, Giovanni Bosso va bene a me perché mi segue sempre, io lo vedo sulla pagina Frank e Cerrone, mi commenta, mette mi piace. Eh, Giovanni Bosso è un fratello, è un fratello. Poi Valeria Abbondanti accorta e te una mosca in elicottero, e tu sto dicendo che è in elicottero, fa paura proprio. Comunque io vi lascio perché vi lascio, perché se no non ne mi più stiamo 3 ore, però è sempre bello, è sempre che cazzo a full live, ci siamo divertiti, spero, stasera ci siamo fatti dei chiacchiere, ci siamo visti, ci siamo parlati e niente, giù, voglio salutare tutto quanto a uno, tanto siamo una ventina. Allora, Giovanni Bosso, grandissimo, Valerio Abbondante, Salvatore Di Lauro, Melania Petrillo, Giuseppe Annaloro, Simone Di Pierno, Salvatore Di Lauro, poi chi c'è più? Ma chi mi scordo? Mi scordo a Coccorumento, vabbè, vi do un bacione, c'è Marco Ruggero, ma si può scordare, Scherda 85, Daniele Donnarumma e tutto quanto. Ci vediamo la prossima live, che non lo so quando facciamo, forse lunedì prossimo, sperando che ci sia pure Pitbull, non so se vi è mancato, GT Pitbull, non so se vi è mancato, vabbè, sì che è mancato, lo saluto, vi saluto pure a lui e niente, voglio. In settimana penso che riusciremo a montare questa candid camera e ve la mettiamo sulla pagina e vabbè, questo è qua, andiamo, voglio un bacione, mua, fa la cacca, ci vediamo la prossima volta. Ciao, aiù, grazie. Poi scusate se sono ancora qua perché non so ci questo. Ah, ciao, aiù.